Eccoci con il vice sindaco Andrea De Carlo, ci troviamo a Danone e c'è stata una richiesta da parte di un suo concittadino sul mio profilo Facebook di un ponte demolito, sparito, insomma c'era un po' da ridire su un ponte che c'era qua dove sto inquadrando adesso, che forse non capisco, comunque vista la locazione, quale ne sua utilità o se si poteva utilizzare in questo contesto del ponte chiuso un po' più distante. Insomma. Sì, no, chiaramente con il problema relativo alla chiusura della statale questo non c'entra nulla. Questo è un ponte che è stato, o meglio, c'era un ponte qui in legno realizzato verso i primi anni 2000, quando è stato realizzato il bosco qui davanti, grazie all'epoca anche con contributi del Vega. Un bosco che possiamo definire anche parco, sì, insomma. Sì, certo, è un parco con relativo anche laghetto, all'epoca con Natura 2000 se non erro. È frequentato? Sì, beh, è frequentato senza sì, perché adesso si vede, sì, no, c'era anche prima. È particolare anche. E all'epoca chiaramente viene realizzato il collegamento dagli impianti sportivi, qui abbiamo anche tutta la struttura, tutto il parco. Sì, più in là c'è anche il campo di calcio. Sì, esatto, le varie scuole che sono tutte qui. E dietro di lei si vede in lontananza c'è un ponte, perciò diciamo che è stato demolito questo, che mi sembra aver capito in legno. Questo era in legno, nel 2014 noi decidiamo di demolirlo perché era marcio, era pericolante e essendoci l'altro ponte realizzato poi nel 2008, che era già esistente, insomma. Esatto, realizzato nel 2008 in funzione del palazzetto appena costruito all'epoca, inaugurato nel 2009, la scelta è stata quella di non. Quanto sarebbe costato? Ma si parla sui circa 20.000 euro. Noi pensiamo che quei soldi, allora, ripeto, è una scelta politica, sì, li utilizziamo, il collegamento c'è già. Per fare però l'avvocato del diavolo, chiaramente visto anche bellissimo porto, una piccola oasi questa qua, veramente bella. Sarebbe stato veramente comodo avere anche un accesso qua senza andare laggiù che sul sterrato, cioè sarebbe stato anche forse un po' più bello da un punto di vista. Per carità, tutto è più bello chiaramente, però ripeto, è una scelta politica questa. Noi abbiamo deciso che quei soldi devono essere utilizzati e li utilizziamo eventualmente per manutenzioni o per. 20.000 se l'avreste costruito nuovamente in legno? Lì si Vi siete informati? Di una struttura, chiaro, attenzione perché 20.000 circa questo è un importo, perché poi all'epoca quando è stato realizzato era completamente in legno, non c'era nemmeno una fondazione in. Ne avete parlato in consiglio comunale? Noi, le opposizioni hanno detto qualcosa? Le opposizioni si sono lamentate sul fatto che il ponte non è stato ricostruito. Noi l'abbiamo già detto. Questa è una scelta. L'avete accantonato momentaneamente o proprio definitivamente? Per noi, cioè, come linea, per altri fino a fine mandato. Può essere che qualcun altro chi verrà dopo di noi possa anche realizzarlo, per carità. Ok, allora abbiamo fatto un po' di luce su questo ponte sparito, demolito, insomma, al suo concittadino. Faccio una premessa, o meglio una premessa, quei tubi, quei cavi. Questi tubi qui, questo perché? Perché qui sono stati realizzati degli interventi per la sistemazione del laghetto, che eventualmente possiamo anche andare a vedere. Sono dei cosiddetti sottoservizi? Sottoservizi, e questi verranno spostati perché questi sono tubi per l'alimentazione elettrica appunto del parco, e andremo adesso a fare il collegamento. Perciò è una cosa momentanea, perché poi siamo dovuti intervenire sul laghetto in quanto l'acqua veniva pescata dal canale e veniva anche utilizzata per gli orti solidali che si vedono laggiù in fondo, però chiaramente non è potabile. Noi abbiamo a questo punto portato l'acqua dal pozzo artesiano che è stato realizzato qualche anno fa
per l'irrigazione del campo sportivo, e con quella andiamo ad alimentare sia il laghetto che gli orti solidari. Sì, allora, siccome che noi non vogliamo nascondere niente, almeno io cerco sempre di mostrare le cose come sono, nell'inquadratura è venuto fuori questo smottamento che non è bello, è da vedere, forse anche un tantino pericoloso se vogliamo, però è una cosa, diciamo, che è accaduta in questi giorni. Dobbiamo intervenire, gli uffici sanno già, questo fa parte purtroppo della piena, che è quella che probabilmente ha anche creato problemi. Tutto il resto ho visto è abbastanza solida la staccionata. La staccionata no, questo punto qua però poi è ci sono proprio... punti, ma questo chiaramente è un intervento che deve essere realizzato questo... dal comune. Ci sono però purtroppo anche altri... questo canale che era stato addirittura questa primavera, aveva subito un bel intervento di manutenzione da parte del consorzio, ci sono stati forti cedimenti di frane proprio... Sì, insomma è un cedimento strutturale dell'argine. Sì, Però qua, insomma, io da cittadino arriccio un po' il naso e spero che interveniate presto, insomma, mi consenta questa... No,